Buongiorno ragazzi, belli. allora questa mattina stiamo dalle parti di Capoferrato, ci siedavamo di un posto un po' più grande perché ci stanno per raggiungere due amici con i loro mezzi, però siamo fronte mare, è stupendo e guardate Alessandro che c'è in mano. Raga, gli asparagi è pieno, guardate qua, guarda. Uno, Aspetta, uno, due. insomma diciamo che oggi il pranzo è assicurato fresco fresco. Ah, un consiglio spazionale è che quando andate a fare asparagi, quindi in un posto molto spinoso, calzoncini e crocs. Calzoncini e crocs è raccomandato, Sì, vero? È proprio l'abbigliamento ideale Sì, per andare a soprattutto asparagi. con questi calzini sexy messi così, alla tedesca. Ma soprattutto calzoncini. Questi giorni non abbiamo messo video perché in effetti stiamo facendo vita da spiaggia praticamente e quindi cioè, è bellissimo perché è bellissimo, ma non siamo più andati a visitare posti storici o archeologici e ci siamo un po' goduti il relax della spiaggia sarda, anche perché ieri per esempio facevano 26 gradi e mezzo. cioè Ale si è Stava al messo sole, con l'ombrellone. con l'ombrellone in spiaggia a fare il pisolino e ce la siamo goduta, però sentiamo proprio la necessità di muoverci, quindi penso che faremo questo weekend sempre in relax perché pare che ci raggiungano altre persone sempre in camper che non conosciamo, ma poi ci rimettiamo in moto per esplorare la Sardegna. No vabbè, che ci cucini oggi con questi? Risotto agli asparagi. Buono. Asparagino. Pianta asparagino. Asparagino. Tac. Io non so se vi è mai capitato di mangiare gli asparagi selvatici crudi, ma raga, cioè sanno di fave crude. Cioè, non so se in tutta Italia si mangiano, però da noi in Roma e provincia di solito a Pasquetta il classico sono le fave col pecorino da mangiare rigorosamente crude e cavolo gli asparagetti selvatici crudi sanno di fave. Madonna che buoni. Eccoci tornati al Mammut, questo è lo spottino fronte mare e questo è il bottino raga. Mamma mia, ne abbiamo fatti tanti. Abbiamo incontrato anche un serpentello. Sì, una biscetta, perché Ale dice che marzo Sveglia i serpi. sveglia i serpi. Ecco Bastian che arriva scendendo lo sterratino. E olè. Ma chi lo ferma? Ma chi lo ferma? Questo sardo. Oh, già con la birra in mano! Grande Luca! E ecco Emma. È un missile. Ragazzi, lei è Emma e credo che sia la cagnolina più meravigliosa che abbiamo mai conosciuto. D'altronde è una cagnolina sarda. Lascia. Che cattiva. Lascia. Che cattiva. Lascia. E arriva anche il van lifer, Marco, fotografo itinerante. Ora ci sistemiamo. Cioè, se vai di là, io non sto ancora pieno. Ciao Emma! Che facciamo un ciaffino adesso? Cioè. E cosa devi a fare? Buono il culo? Buoni in culo. Ok.
Quindi vieni qua subito. Guardate Marco che è cattivo con Wendy. Perché non ascolta, è disobbediente. Lei è un angelo. Sì. Ma Eccone un altro. eccone un altro. Martina! Visto che Luca è l'uomo delle prime volte, oggi ci ha portato la pardula. Dolcetto tipico sardo. Yeah, dai. Invece Marco ci ha fatto un caffè. Mazza va! Vabbè, che cazzo devo fare? Vabbè, vai. Sardo. Ma Marco fa il caffè buonissimo. Buonissime. Buone come? Buoni in culo. Esatto.